Visita stamani sul fiume Verdura dell'assessore all'agricoltura regionale Barbagallo, riattivate le motopompe sul fiume Verdura, buone notizie per gli agricoltori. Incontro stamani tra Sigindustria con il direttore dell'INAIL, si è discusso dei nuovi bandi per le imprese per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Al via le visite istituzionali del neopresidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino. Da ieri inizia l'attività amministrativa dei nuovi eletti. Inaugurato dall'ANAS la bretella del viadotto Arenella sulla SS 640 degli scrittori. Continuano gli incontri dei carabinieri nelle scuole per parlare di legalità, tappe a Racalmuto e grotte. Presentato ieri a Licata il nuovo film di Paolo Licata, L'amore che ho, dedicato alla cantautrice licatese Rosa Balistreri. Finisce il campionato per la Fortitudo Basket con la sconfitta in casa contro il Fidenza, esclusa così dai playoff. Schifani dedica a Totò Schillaci la sala riunioni dell'assessorato regionale allo sport. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 8 maggio giovedì. Stamani visita dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, incontrata Martusa a Caltabellotta in prossimità dell'impianto di sollevamento della vasca sul fiume Verdura, dove sono state riattivate nuovamente le motopompe, una buona notizia per gli agricoltori del comprensorio riberese. Le nostre interviste. Sì, sono qua appunto per avere contezza concretamente delle problematiche. Ringrazio l'onorevole Pace per l'invito che mi ha rivolto a essere presente qua a Ribera. Diciamo che l'amministrazione regionale sta progettando opere che purtroppo nel passato non sono state previste. Per cui i vincoli fisici che oggi noi abbiamo in questo territorio ci costringono a trovare delle soluzioni di emergenza, come quello di mettere delle pompe sul Verdura, delle pompe chiaramente provvisorie, perché non ci sono delle opere di accumulo sul Verdura né traverse di derivazione. E quindi l'amministrazione regionale, il mio assessorato, sta intanto provvedendo nell'emergenza a realizzare delle opere di emergenza, perché, ripeto, non c'è stata nel passato un'adeguata programmazione, ma soprattutto siamo qua per illustrare un progetto ambizioso e importante, che è quello che risolverà in maniera definitiva il problema dell'approvvigionamento idrico nel comprensorio del Verdura e del Magazzolo, cioè un impianto di sollevamento che deriva l'acqua da una traversa già esistente e che consentirà di approvvigionare tutta la piana sia del Verdura che del Magazzolo. Questo è un intervento, diciamo, importante su cui ci stiamo già lavorando da tempo. Il Consorzio di Bonifica ha già dato l'incarico, entro 30 giorni avremo il progetto esecutivo, dopodiché recupereremo il finanziamento per poter realizzare questa opera ambiziosa, che non è l'unica, nel senso che evidentemente sarebbe anche necessario programmare la realizzazione di un serbatoio di accumulo. Questo si tratta di un'opera di presa su una traversa, quindi un'opera di derivazione. Se oltre a questo riusciremo poi a programmare un invaso per l'accumulo delle acque del Verdura, daremo ulteriore, diciamo, risposta al territorio. Nell'immediato che cosa si può fare invece? Perché questi sono progetti futuribili. Dunque, intanto bisogna comunque programmare, perché se non si programma i progetti non verranno mai realizzati, quindi non dobbiamo sottovalutare la programmazione, dobbiamo sicuramente intervenire nell'emergenza, però curare anche la programmazione al di là, diciamo, dei governi che poi passano, ma bisogna mettere le basi per risolvere il problema in maniera definitiva, e questo mi sembra un fatto importante. Nell'immediato quello che abbiamo già fatto e che continueremo a fare è stato quello di mettere delle pompe provvisorie sul fiume Verdura. Le abbiamo messe, abbiamo riempito tutti i laghetti che era possibile riempire, perché evidentemente, come ho detto prima, ci sono dei vincoli fisici
di cui bisogna tenere conto. Quali sono i vincoli fisici? I vincoli fisici sono le reti di distribuzione, quindi ci vuole l'acqua. Mettiamo le pompe chiaramente provvisorie, perché non c'è un'opera di sbarramento che ci consente di mettere, è quello che faremo con la programmazione, e con queste pompe riempiamo i laghetti aziendali. Recentemente l'assessorato all'agricoltura, il Dipartimento Agricoltura ha dato finanziamenti, ha aperto bandi per la realizzazione di laghetti. In questo comprensorio ne sono stati realizzati parecchi. Intanto voglio ringraziare l'assessore Barbagallo, che con una telefonata nell'arco di 48 ore siamo passati da un invito informale alla presenza qua nel nostro territorio, che non è soltanto una presenza simbolica ma sostanziale, e quindi va veramente il mio ringraziamento. Si sta facendo qualcosa nell'immediato, ma non ci sono Superman che possono risolvere i problemi. Le pompe saranno rimesse, ma rimane un problema, come lo faccio ascoltare pure all'ingegnere Guarino, come riempire il laghetto Gorgo, perché comunque possiamo mettere altre 3, 4, 5 pompe, ma comunque non arriverà mai l'acqua al laghetto Gorgo, che comunque riuscirebbe a dare una boccata, in questo caso non di ossigeno ma di acqua, all'altro versante del comprensorio. Comunque l'acqua del Verdure, che adesso visiteremo, nonostante il finanziamento del progetto di cui parlava l'assessore, che è di circa 15 milioni di euro, comunque andrà sempre al mare. Con questo finanziamento, con altre 15 motopompe, il problema si risolve una volta per tutte, e quindi invito l'assessore, nella qualità di componente del governo, se finalmente riusciamo a programmare per il prossimo futuro, magari non riusciremo, ma per il futuro anteriore, un invaso importante sul fiume Verdura. Quello risolverebbe definitivamente il problema. Abbiamo appostato 500.000 euro nella recente manovra finanziaria per uno studio di fattibilità. Mi auguro che l'assessorato, che non è quello all'agricoltura, in questo caso è l'assessorato acqua e rifiuti, possa nel più breve tempo possibile fare lo studio di fattibilità e poi procedere alla progettazione e alla realizzazione di un invaso, che probabilmente io non vedrò perché passeranno tanti anni, ma che magari lasceremo ai nostri figli un'eredità. Questo comprensorio è un comprensorio importante, assessore, è un comprensorio che vive di agricoltura, ma ringraziando a Dio fino all'anno scorso ci faceva vivere anche bene di agricoltura. Non possiamo programmare il nostro futuro sulle motopompe sul Verdura, sulle bacinelle che stiamo cercando di riempire degli agricoltori, che comunque grazie ai finanziamenti regionali si stanno moltiplicando, anzi invito gli agricoltori a continuare a farlo. La soluzione definitiva è un grosso invaso sul fiume Verdura. Da quel momento in poi non vedremo più l'acqua che scorrerà a mare, e soprattutto daremo una certezza definitiva per i giovani che vogliono investire il loro tempo e le loro energie in agricoltura. Fortunatamente ce ne sono tanti. La visita viene salutata come gesto di disponibilità a conoscere il territorio, a incontrare i rappresentanti istituzionali del territorio, i sindaci, i consiglieri comunali, ma anche e soprattutto gli agricoltori, che potranno far sentire anche la loro voce con le esigenze che ci sono. Ripeto, per quanto riguarda l'immediato, l'impegno deve essere quello di recuperare anche un litro d'acqua, quindi le motopompe devono assolutamente riposizionarsi ed essere attivate per poter sollevare quanta più acqua possibile. La bretella deve continuare a funzionare per riempire laghetti e poi per mandare acqua in diga Castello, e abbiamo chiesto che venissero previste delle somme per la manutenzione straordinaria delle condotte che ormai sono obsolete e presentano delle rotture che richiedono riparazioni continue e costanti. Ci è stato detto che nella manovra finanziaria che sarà votata ora a maggio saranno previsti 5 milioni di euro solo per il consorzio della Sicilia occidentale e per l'Agri 103 in particolare, proprio a tal fine. E si è discusso stamani di sicurezza nel mondo del lavoro in un incontro promosso da Sicindustria Agrigento sui finanziamenti a fondo perduto
che l'INAIL mette a disposizione per le piccole e medie imprese del territorio agrigentino, alla presenza del direttore provinciale dell'INAIL Filippo Buscemi e rappresentanti delle varie imprese agrigentine e dei sindacati. Le interviste. Parlare di sicurezza quanto è importante oggi, alla luce anche di tanti rappresentanti di associazioni del mondo del lavoro qui ad Agrigento. Lo state facendo proprio con i massimi vertici dell'INAIL. Sì, stamane abbiamo organizzato con la collaborazione dell'INAIL, con gli ordini professionali della provincia, con le associazioni datoriali, anche con l'ANCE, con appunto Confindustria, Sicindustria Agrigento, l'annuale appuntamento per la presentazione del bando di SINAIL. Per noi è fondamentale, poiché il tema della sicurezza sul lavoro è un elemento determinante e questo lo si può portare avanti soltanto se si fa squadra, se si fa rete, se si fa una rete relazionale, un'azione di sensibilizzazione collettiva che proprio coinvolga tutti. Questa mattina abbiamo anche avuto l'intervento da parte dell'eccellenza il viceprefetto vicario, la dottoressa Vaccaro, si è collegato in linea anche il direttore regionale dell'INAIL, il dottore Asaro. Stiamo continuando proprio nell'affrontare un tema che per noi è focale, centrale, che è quello della sicurezza, proprio per evitare quello che oggi abbiamo visto ancora dalle statistiche, un dato inascoltabile, cioè gli incidenti sul lavoro con anche dei morti, cosa che non è più ammissibile, peraltro in una, per così dire, in uno scenario in cui anche si può fare tesoro dell'intelligenza artificiale, quindi tutta una serie di normative anche e di supporti che questa sicurezza possono certamente metterla al centro della... Le aziende stanno rispondendo bene a questa iniziativa? Sì, le aziende partecipano, sono molto attive e questo è anche, devo dire, merito di questi bandi che ci sono, che aiutano anche dal punto di vista per così dire finanziario, elementi di innovazione e di appunto salvaguardia all'interno delle aziende con strumentazioni innovative, con percorsi di formazione e che riguardano un po' tutto il settore dei servizi appunto dell'agricoltura ma anche dell'industria. Quindi questo è un bando, devo dire, molto seguito ed è un appuntamento annuo che ormai qui in Sicindustria con la collaborazione dell'INAIL ripetiamo da almeno 3 anni. Sì, per risolvere il problema della sicurezza dei luoghi di lavoro occorre che tutte le parti sociali, come sta accadendo in questo evento, condividano gli obiettivi di crescita della cultura della sicurezza. Dobbiamo convincerci che non è una questione esclusivamente politica, ma una questione che parte dal basso, da ciascun lavoratore, da ciascuna azienda, che deve condividere questi obiettivi, parteciparli, sentirli veramente. Quindi proviamo con questo convegno a sensibilizzare ricordando che ci sono degli incentivi, anche quindi a far approfittare alle aziende del nostro territorio di queste somme che in qualche modo aiutano a innovare i macchinari, a innovare i trattori, a innovare i sistemi di gestione della sicurezza per renderci tutti consapevoli che la sicurezza non è un costo ma è un investimento per il benessere dell'azienda, per il benessere dei lavoratori. Ecco, si è fatto un quadro anche nella situazione in provincia di Agrigento? Sì, il quadro è che ci sono purtroppo, come un po' in tutta Italia, un incremento degli infortuni mortali, che questo è pesante, diciamo, anche gli infortuni lievi diminuiscono, però se aumentano quelli nei quali i lavoratori perdono la vita, ci dobbiamo tutti chiedere cosa possiamo fare, non solo le istituzioni, le parti sociali come stiamo facendo oggi, ma anche ciascun lavoratore di essere attento a quale rischio è disposto ad accettare, rendersi conto che è meglio essere sicuri che lavorare come si dice, con flessibilità. La sicurezza viene prima, ecco, viene prima di tutto. Direttore, ecco, c'è una sensibilità delle aziende verso queste norme nell'avvicinarsi al contatto con l'INAIL? Sì, c'è una leggera crescita da questo punto di vista, però abbiamo 100 domande, per esempio dell'Ot23. Un'iniziativa sicuramente di grande livello, questa oggi, dove si incontra il mondo del lavoro con i rappresentanti delle varie associazioni e l'INAIL per la sicurezza sul lavoro. Beh, ovviamente tutto ciò che riguarda la sicurezza nel mondo ANGE noi siamo molto attenti. Da imprenditori la prima cosa che andiamo a garantire nei nostri cantieri è sempre la sicurezza, principalmente poi quando si parla di sovvenzioni volte a migliorare la sicurezza.
Quindi oggi con l'iniziativa dell'INAIL, che è un'iniziativa che da diversi anni va avanti, abbiamo dato ancora dimostrazione che la parte imprenditoriale è sempre presente e cerca sempre di migliorare tutto quello che riguarda la sicurezza nei propri cantieri, a sostegno proprio dei propri dipendenti. Oggi è un segno palese anche che le autorità hanno un tocco di sensibilità diciamo molto acuto nei confronti anche della sicurezza, e questo non può che giovare sia da parte nostra degli imprenditori che anche per i cittadini. Claudio Spoto rappresenta la CNA, ha mostrato qualche perplessità nel suo intervento. Sì, perché il Click Day certamente non aiuta, non è un elemento che incentiva, ecco, il sentimento delle imprese a percorrere questo strumento, quindi servirebbero strumenti un po' più efficaci che diano la possibilità anche alle imprese artigiane, alle imprese piccole di poter partecipare e di assumere appunto un'azione che possa avere un riscontro non dico quasi scontato, che però che possa arrivare al traguardo in modo più agevole. Invece affidando tutto al Click Day ovviamente è un terno al lotto. Noi come CNA, quindi come organizzazione datoriale che si occupa anche dell'artigianato, abbiamo lo strumento di più artigianato con il 35% a fondo perduto, con l'abbattimento del tasso degli interessi, che ovviamente è uno strumento che può anche essere utilizzato per l'acquisto di macchinari, di attrezzature, per migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, tutti dobbiamo lavorare in questa direzione, perché la sicurezza non è un costo, ma è un investimento e una risorsa. Il presidente del Libero Consorzio Comunale ha effettuato questa mattina alcune visite istituzionali nella città di Agrigento. Prima tappa, il suo itinerario per il comandante dei Carabinieri colonnello De Paoli, per poi proseguire con il questore Tommaso Palumba e il comandante della Guardia di Finanza Edoardo Moro. Si è trattato, come ha sottolineato il presidente Pendolino, di visite di cortesia nei confronti delle maggiori istituzioni del territorio della provincia agrigentina. Durante gli incontri sono state affrontate diverse tematiche, in particolare l'importanza, dopo anni di commissariamento, delle elezioni dei nuovi organi politici del Libero Consorzio, ritenuti strategici in un rapporto di mediazione con il vasto territorio provinciale. Il presidente Pendolino ha ritenuto di avviare pertanto un rapporto di collaborazione nell'ambito dei diversi ruoli istituzionali, allo scopo di rafforzare le misure necessarie nell'interesse della comunità amministrata. Nei prossimi giorni continueranno le visite e gli incontri. Da ieri è partito il nuovo corso del Libero Consorzio di Agrigento, con il giuramento davanti al segretario generale, del presidente Giuseppe Pendolino e dei 12 consiglieri che lo affiancheranno nel suo mandato. Tra le priorità di tutti i rappresentanti: le strade, le scuole, il territorio, il servizio. Da ieri è partito il nuovo corso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con il giuramento davanti al segretario generale, del presidente Giuseppe Pendolino e dei 12 consiglieri che lo affiancheranno nel suo mandato, così composti: per Forza Azzurri Alessandro Grassadonio di Sciacca, il presidente del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro Domenico Scicolone e Giovanni Cutrera, consigliere comunale di Montevago; per la Democrazia Cristiana il sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, il consigliere comunale di Favara Rino Castronovo e Anna Lonci, consigliere comunale di Menfi; per Uniti per Agrigento il presidente del Consiglio Comunale di Licata Anna Triglia, Giuliano Traina, consigliere comunale di Cammarata e il consigliere comunale di Agrigento Antonino Amato; per Fratelli d'Italia i sindaci di Castel Termini Gioacchino Nicastro e quello di Bivona Milko Cinà; per Insieme per la provincia Giuseppe Ambrogio di Sciacca. Tra le priorità di tutti i rappresentanti: le strade, le scuole, il territorio. Sì, intanto vedo che c'è veramente tanto entusiasmo e abbiamo veramente una gran voglia di iniziare a lavorare. Dopo 12 anni di gestione commissariale ricomincia ad avere un ruolo importante la politica. Politica significa programmazione, cominceremo a programmare perché evidentemente questa provincia ha bisogno di tante attenzioni. Gli argomenti da trattare sono tanti, sono molto importanti
e che hanno vissuto, devo dire, un periodo di rallentamento. Speriamo di poter dare, ed è nella nostra volontà, un grande impulso. Ovviamente sono state elezioni particolari, elezioni a cui non siamo abituati, elezioni di secondo livello, dove il ruolo importante sono le segreterie politiche. Mi colgo l'occasione per ringraziare tanto i consiglieri comunali e i sindaci che mi hanno votato e la mia segreteria politica che fa a capo l'onorevole Di Mauro. Sindaco, ecco, questa nuova esperienza di consigliere al libero consorzio comunale di Agrigento come sarà capitalizzata da lei, che rappresenta anche il territorio di Bivona? Assolutamente sì, io sono contento di far parte del nuovo Consiglio provinciale, di questa ritrovata guida politica della provincia regionale di Agrigento. Sicuramente porterò l'istanza di un territorio che ha grande difficoltà, soprattutto sulla viabilità. Ci sono dei settori importanti su cui si è lavorato, ci sono stati risultati, ma tanto ancora c'è da fare, quindi porterò l'istanza di quel territorio e sicuramente saremo da congiunzione con quelli che sono gli assessorati di Fratelli d'Italia, infrastrutture, il territorio ambiente guidato dall'onorevole Samarino, che ci danno la possibilità di avere uno slancio anche in provincia. Il mio obiettivo è quello di occuparmi della viabilità provinciale, delle strade consortili, dell'edilizia scolastica, della promozione del territorio e del turismo. Abbiamo una nuova mission dopo 12 anni di commissariamento, il ritorno della politica e della democrazia al libero consorzio di Agrigento, già provincia regionale di Agrigento. Ho un'esperienza alla provincia regionale di Agrigento, quale assessore ai lavori pubblici, conosco il territorio, conosco le criticità. Intendo impegnarmi per la ricostruzione della viabilità provinciale, perché il territorio che mi onoro di rappresentare, quindi Campobello, Naro, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, sono ovviamente dei territori dove insistono numerosissime aziende agricole, nonché negli anni alcune attività artigianali sono state poste sulle strade provinciali. Oggi gli imprenditori hanno grossissime difficoltà a raggiungere i propri fondi per dedicarsi al lavoro. Cosa propongo al presidente Pendolino? Propongo un tavolo tecnico che tenga presente le reali esigenze del territorio agrigentino, dalle quali si possa far emergere le criticità delle varie viabilità provinciali per dare, come dire, una sistemazione adeguata. Finalmente rientra la politica nel consorzio provinciale, quindi il nostro obiettivo è dall'ordinaria amministrazione a portare avanti tutte le istanze che derivano dai territori della provincia di Agrigento. Quindi saremo occupati della viabilità nelle scuole, nella solidarietà, in tutti i settori che già c'erano ma erano stati un poco assopiti dalla gestione commissariale. Ora quindi con la politica si ritorna a progettare e avere degli obiettivi nel futuro prossimo. Guardi, si parla che da 12 anni la provincia non ci sono i consiglieri, quindi anche per noi è un momento particolare, dobbiamo capire, dobbiamo frequentare un paio di giorni le istanze per capire come poter prendere posizione. Ecco, le istanze del vostro territorio? Il nostro territorio, Sciacca è ben rappresentato perché, come lei sa, siamo stati eletti 2 consiglieri provinciali, Grassadonia e Ambrogio, nella stessa coalizione, quindi avremo modo di collaborare e lì dove ci saranno priorità faremo delle battaglie comuni. La mia presenza sarà costante e costruttiva per il territorio della provincia di Agrigento. Sicuramente mi batterò per portare ancora linfa a tutto il territorio. Un'elezione anomala che ha visto parte del centrodestra confluire con la sinistra, insomma. Sì, è un'elezione anomala, come spesso a volte può capitare anche nelle elezioni comunali, però ci sta, ma oggi non possiamo recriminare nulla, dobbiamo soltanto cercare di lavorare per il bene della nostra provincia. Ecco, ci sarà un'unità di intenti o no? Sì, assolutamente sì, ne sono sicuro.
E abbiamo sentito il segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, Piero Amorosia, che ha seguito l'iter procedurale per cui si è arrivati all'insediamento degli organi preposti. Il Libero Consorzio prende da oggi, diciamo, il suo nuovo corso, grazie anche all'impegno vostro degli uffici, di tutto il personale della stessa ex provincia. Oggi è una giornata dove finalmente vince la democrazia. Si è proceduto all'insediamento degli organi politici che mancavano da ben 13 anni. Attualmente la normativa ci ha consentito una elezione cosiddetta di secondo livello, nel senso che i consiglieri sono stati eletti da altri consiglieri e sindaci. L'elezione da parte del popolo, quindi l'elezione diretta di primo livello, avverrà magari più avanti. Oggi, dicevo, si insedia finalmente l'organo politico, finisce l'era del commissariamento che ci ha egregiamente traghettato durante tutti questi anni, garantendo quella che era la gestione ordinaria. Però adesso il Consiglio provinciale e il Presidente avranno l'onore e l'onere di rappresentare la provincia sul territorio e quindi di adottare tutti quegli interventi che possono avere una certa incidenza, un certo rilievo nei confronti della comunità. Parlo di servizi sociali, parlo di servizi scolastici, delle grandi opere, nonché opere sulle arterie stradali provinciali e sull'edilizia scolastica, che è sempre stato un problema da attenzionare. La nota positiva è che, trattandosi di politici già in carica, quindi di sindaci e consiglieri comunali già in carica, conoscono bene la materia, conoscono bene le problematiche e quindi sicuramente saranno all'altezza per garantire i livelli essenziali per una comunità che attende risultati da tempo. E Roberta Zicari, del gruppo della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento, interviene sui bandi di Agrigento Capitale della Cultura 2025, affermando che entro il 31 maggio il sindaco dovrà venire all'Aula a dire se il bando rivolto alle associazioni del territorio per finanziare progetti legati a Capitale della Cultura si farà o non si farà. Ieri sera, continua la Zicari, il Consiglio Comunale ha all'unanimità votato un mio atto di indirizzo e condiviso la proposta. Questo bando è una promessa vana del sindaco o verrà in aula a dire è in pubblicazione. Ringrazio, afferma la Zicari, i colleghi perché per ben 2 volte in 2 giorni abbiamo dato prova di grande autonomia e di stare dalla parte della città. Martedì, aprendo gli occhi sull'amministrazione, sulla leggerezza della ZPRU, provvedimento poi ritirato, e chiedendo al sindaco di dare seguito alle sue promesse. Appuntamento al prossimo Consiglio Comunale, dove attendiamo fiduciosi una risposta ufficiale e definitiva da parte del sindaco. Non coinvolgere le associazioni del territorio nell'animazione della città per Capitale della Cultura sarebbe un errore gravissimo e imperdonabile, conclude la Zicari. Oggi l'ANAS ha aperto al traffico, così come programmato, il viadotto Arenella 3 sulla carreggiata in direzione A19 lungo la strada statale 640 degli Scrittori, il servizio. L'ANAS ha aperto oggi al traffico il viadotto Arenella 3 sulla carreggiata A19 lungo la strada statale 640 degli Scrittori. Con l'apertura del viadotto Arenella si è reso così percorribile nella sua configurazione definitiva a doppia carreggiata con sezione stradale tipo B, strada extraurbana principale, un ulteriore tratto di 1,4 km della nuova stessa S640 degli Scrittori lungo l'itinerario Agrigento-Caltanissetta, portando l'estesa chilometrica al traffico a 27 km sui 28 complessivi del lotto in esecuzione. L'apertura dell'ultimo chilometro avverrà con la messa in esercizio del nuovo viadotto San Giuliano, prevista per la fine di questo mese di giugno. Il viadotto Arenella 3 ha una lunghezza di 616 metri ed è costituito da 13 campate di luci variabili da 36 a 54 metri, che consentono così di scavalcare la linea ferroviaria Caltanissetta-Xirbi-Bicocca e il torrente Emera. L'apertura del viadotto consentirà anche la messa in esercizio della galleria Cozzo Carlatti a destra della carreggiata in direzione A19 della SS 640. La sezione stradale è composta da 2 corsie
da 3,75 metri, 2 banchine, di cui una con larghezza costante di 1,75 metri e l'altra con larghezza variabile da 1,25 a 3,55 metri, oltre un marciapiede di larghezza 1,5 metri posto all'esterno della carreggiata. L'imbalcato è di tipo misto in acciaio calcestruzzo ed è costituito da 2 travi in acciaio di altezza di 2,4 metri, resi solidali mediante collegamenti trasversali e longitudinali da una saletta in cemento armato gettata in opera sui casseri a perdere. Lo schema statico dell'imbalcato è a trave continua con 2 giunte in dilatazione in corrispondenza delle spalle. Sono presenti 12 pile a fusti singoli di altezza variabile fino a un massimo di 11 metri. Gli imbalcati sono collegati ai pulvini mediante 24 isolatori, di cui 8 DO elettrici posizionati sulle pile di sostegno della campata che scavalca la linea ferroviaria. Le fondazioni sono costituite da zattere di pianta rettangolare con dimensioni variabili fondati sui pali di grande diametro. La realizzazione del viadotto ha comportato un investimento da parte dell'ANAS di 13 milioni di euro. Linea alla regia per la pubblicità. Ogni giorno che passa aumentano le responsabilità dell'AICA per il grave sversamento avvenuto a San Leone sulla spiaggia delle Dune, anche grazie alle loro stesse dichiarazioni. E quanto evidenziato da Mariamico Agrigento, AICA e il sindaco di Agrigento hanno avuto notizie sullo sversamento già lo scorso 27 aprile tramite un nostro video. L'azienda consortile ha scoperto l'intasamento delle condotte il 6 maggio, quindi 10 giorni dopo, e solo grazie all'intervento dell'assessore regionale Savarino, dell'ARPA e dell'ASPE, del comune di Agrigento e della capitaneria di Porto, ma soprattutto grazie alla pressione mediatica e giornalistica che li ha costretti a intervenire dopo aver inizialmente affermato che i loro impianti non avevano mostrato alcuna criticità, e dire che bastava poco, afferma Mariamico, per scoprire che c'erano problemi. Si era ridotto l'afflusso delle fogne alla centralina di sollevamento delle dune e bastava quindi aprire qualche pozzetto in via Magellano per avere la conferma dell'ostruzione. Tutto ciò, conclude Mariamico, non è stato fatto per grande superficialità e anche in malafede, allorquando hanno affermato che il problema si è manifestato per colpa di un maldestro intervento di riparazione effettuato da ignoti, invece di chiedere scusa per il grave danno arrecato all'ambiente e ai cittadini, rilasciano queste inverosimili dichiarazioni. E il 5 e 6 maggio scorsi nei comuni di Racalmuto e Grotte si sono svolte le giornate della legalità, promosse dai carabinieri della compagnia di Canicattì in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia. 2 giornate intense dedicate alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado sui rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni purtroppo sempre più diffusi soprattutto tra i giovani. Durante gli incontri i carabinieri hanno illustrato le diverse forme per la violenza tra pari può assumere, evidenziando in particolare la pericolosità del cyberbullismo, spesso nascosto dietro lo schermo ma capace di generare profonde sofferenze psicologiche. L'iniziativa si inserisce in un ampio percorso educativo volto a rafforzare il senso civico degli studenti e promuovere una cultura del rispetto e della legalità in un'ottica di piena sinergia tra le scuole e le istituzioni. E in occasione del meeting francescano che si terrà a Palermo dal 16 al 18 maggio verrà consegnato il premio San Ludovico allo stesso ordine. Sentiamo in merito Tiziana Frigione, vice ministro dell'ordine francescano. Pace e bene a tutti. Vi aspettiamo alla 4ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo, occasione di dialogo tra culture, segno di relazioni fraterne e di pace, ma anche luogo di riconoscimenti. Infatti sabato 17, dopo un pomeriggio intenso e ricco di contenuti profondi, assegneremo un premio a 2 persone molto diverse tra loro, ed esattamente il vescovo di Tripoli, Monsignor Bugheia, che si è contraddistinto nell'ambito della pace, e una donna di spettacolo che è Teresa Mannino, che è capace di creare con tutti noi un clima
molto familiare, con quella leggerezza e quell'ironia e quell'autoironia che ci permette di toccare dei temi molto importanti. Ascolteremo le ragioni di questo riconoscimento e al tempo stesso avremo occasione di ascoltare loro, che con il loro stile, il loro modo di essere ci racconteranno e ci testimonieranno qualcosa di utile per questo nostro incontro e questo nostro meeting. A seguire poi ci sarà un momento di festa, appunto la festa dei popoli, dove tra danze e musiche si incontreranno i popoli e i loro consoli, e a seguire ci sarà un momento di preghiera indirizzato principalmente ai giovani e con i giovani, però aperto a tutti quanti. Vi aspettiamo. In Piazza Duomo a Messina il Truck Tour dedicato al mondo del lavoro. I colleghi di Messina. Portare il lavoro nei territori, far conoscere ai ragazzi quali sono le tecniche e gli strumenti necessari per trovarlo. Dare ai giovani, ma non solo, quelle pillole di suggerimenti e le nozioni necessarie per capire cosa significa lavoro di qualità. È questo l'obiettivo del Truck Tour. Il lavoro viaggia con noi, un tour per l'orientamento, la legalità e la sicurezza. L'evento organizzato da Fondazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina. All'evento, svoltosi in Piazza Duomo a Messina, hanno preso parte enti ed istituzioni, ma anche tanti giovani studenti che hanno affollato gli stand allestiti davanti al track. Centrale questa possibilità di fare incontrare la domanda e l'offerta, quindi le imprese e i lavoratori. Questo avviene naturalmente attraverso tutti i servizi per l'occupazione, quindi attraverso i centri per l'impiego e le APL e i centri per l'impiego privati, ma importante è anche informare i giovani di quali adempimenti dover attuare per riuscire a inserirsi nel mondo del lavoro. Per fare questo ci sono anche una serie di indicazioni e di supporto di base. Spesso è sottovalutato la corretta modalità della compilazione di un curriculum vitae, come presentarsi a un colloquio di lavoro, come ricercare il lavoro attraverso le piattaforme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, la piattaforma SISL. Tutto questo serve a far sì che i nostri giovani non abbandonino il territorio. 200.000 giovani hanno abbandonato negli ultimi 10 anni il Mezzogiorno d'Italia per andare a cercare fortuna e lavoro in altre aree del nostro territorio, del nostro Stato. Quindi supportare, aiutare, sostenere ed informare i giovani è centrale per il ruolo dei consulenti del lavoro. Fondamentalmente dobbiamo partire dalle scuole, dobbiamo partire dai ragazzi, coinvolgere gli studenti, coinvolgere i professori, coinvolgere l'istituzione formativa per qualche modo avvicinarli alla ricerca del lavoro, per abituarli a cercare proprio gli strumenti utili che devono servire per trovare lavoro. Oggi uno dei problemi principali del nostro Paese è proprio quello della difficoltà delle imprese di trovare i profili professionali necessari alle proprie esigenze. Abbiamo due sostanziali problematiche che incidono su questo problema strutturale, e cioè uno ovviamente la glaciazione demografica che fa diminuire progressivamente purtroppo le persone in età lavorativa, ma dall'altro lato la difficoltà di incontro tra domanda e offerta, quindi la conoscenza. Ecco, il TRAC, il lavoro viaggia con noi, iniziativa che dalla seconda edizione della Fondazione Consulenti per il Lavoro, l'Agenzia per il Lavoro dei Consulenti del Lavoro, ha proprio questo scopo di portare in prossimità il lavoro, portare il lavoro nei territori e far conoscere ai ragazzi quelle che sono le tecniche e gli strumenti necessari per trovarlo, ma non solo, darle anche in pillole alcune delle nozioni necessarie per capire cosa significa lavoro di qualità, come significa avere un lavoro di qualità, perché anche questo è un aspetto molto importante. Se uno conosce i diritti ha la possibilità di poterli esercitare, se non li conosce purtroppo rischia di finire nelle secche del precariato e dello sfruttamento, purtroppo uno strumento che ancora nei nostri territori viene ancora usato in misura non più sopportabile. E da questa mattina è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana e sul portale IRFIS FinSicilia
l'avviso per la concessione dei contributi a fondo perduto destinati all'abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo finalizzati all'acquisto di beni durevoli. La misura, promossa dalla Regione Siciliana, gestita da IRFIS Finsicilia, è prevista dalla legge. La dotazione finanziaria è pari a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 25-26. L'intervento si rivolge ai cittadini residenti in Sicilia che abbiano sottoscritto a partire dal 1 gennaio 2025 un prestito per l'acquisto di beni durevoli non di lusso. Potranno beneficiarne esclusivamente i richiedenti con un ISEE 2025 inferiori a 30.000 euro. È presentato ieri a Licata il film L'amore che ho, realizzato da Paolo Licata, dedicato alla cantautrice licatese Rosa Balistreri. I colleghi di Licata. Ma io guarda, sono non solo soddisfatto, diciamo, dei riscontri ricevuti finora, ma soprattutto sono emozionatissimo oggi di essere qui a Licata. Noi eravamo già venuti diverse volte qui, abbiamo avuto diversi rapporti con l'amministrazione comunale, eccetera, perché loro hanno sostenuto il progetto in modo davvero importante e oggi finalmente è arrivato il giorno, della presentazione di questo film a Licata, la patria di Rosa. Sono veramente emozionato, è una giornata importante. Sento proprio le energie, stando qui si sentono le energie, lo spirito, l'anima di Rosa, io la avverto. E quindi spero veramente ma sono certo che la giornata sarà all'altezza delle aspettative di tutti noi. Intanto non sono da sola a raccontare Rosa, perché Rosa era talmente tanta che ci volevano tante persone, tante attrici. Siamo 3 attrici professioniste e una ragazzina che non è meno professionista di noi, è bravissima. Quanta emozione, per me tanta, perché è una vita che voglio portare Rosa, voglio far conoscere Rosa alle persone. L'ho fatto in uno spettacolo teatrale tanti anni fa, sto preparando un nuovo spettacolo sempre con Rosa, con le sue canzoni, perché Rosa è un simbolo soprattutto per le donne, è un simbolo della forza, della resilienza. È una persona che trasforma la sua rabbia, perché ne ha tantissima, in arte pura, quindi quanta? Da 1 a 10, 1000. Un film che sarà apprezzato sicuramente in tutta l'Italia per i contenuti, perché in questo film c'è la vita di Rosa, quindi le sue battaglie per la legalità, le sue battaglie in favore delle donne, per salvaguardare gli operai sfruttati, i contadini sfruttati, il patriarcato violento, e quindi ecco, è un film molto impegnativo. Una sala riunioni dell'assessorato regionale dello sport è stata intitolata all'eroe dei mondiali di calcio d'Italia 90, scomparso lo scorso 18 settembre, Totò Schillaci, alla presenza del presidente della regione Schifani e dell'assessore al ramo Amata. Le interviste. È una giornata importante, titolare una sala ad un grande atleta come Schillaci, un patrimonio della nostra terra, è un fatto esaltante. Titolare una sala non significa ricordare Schillaci, ma fare in modo che anche nella quotidianità della vita istituzionale e politica tutti i frequentatori dell'assessorato possano ricordare Schillaci attraverso incontri in questa sala. Lascia un messaggio importante ai giovani: competere con lealtà, con correttezza, con coerenza e crescere nel rispetto dell'avversario, mai nemico. Bene, oggi è una giornata importante per Palermo e per la Sicilia, è una giornata importante perché dimostriamo con questo gesto e con la signora che ci ha voluto onorare la sua presenza che non possiamo dimenticare i nostri eroi. Stamattina con grande piacere intitoliamo questa sala riunioni del Dipartimento Sport al nostro campione siciliano Totò Schillaci. Un esempio per i nostri giovani, un uomo che è partito da Palermo, da un quartiere di Palermo, è arrivato a diventare protagonista del calcio mondiale, ma al contempo non ha dimenticato
la sua Sicilia, la sua Palermo, si è dedicato molto ai giovani. Questo assessorato regionale sta potenziando le misure rivolte allo sport, rivolte soprattutto ai nostri giovani. Penso ad esempio ai voucher dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che magari non hanno l'opportunità appunto di fare sport per problemi economici, e allora ci pensa la Regione, perché è giusto che lo sport sia alla portata di tutti. La Fortitudo Agrigento viene sconfitta in casa nella partita contro il Fidenza per 83-91. Ciò porta all'esclusione dei playoff della squadra agrigentina, che termina così la stagione in corso. Abbiamo sentito il coach Quilici. Coach, è una sconfitta che fa male. Fidenza è stata tutta la partita, quasi tutta la partita davanti, ha meritato di vincere. Si sperava in questo posto nei playoff, che oggi purtroppo non è arrivato. Purtroppo lo sport è così, una partita può cambiare un po' il look della stagione. Credo che comunque Fidenza abbia meritato, complimenti a loro che hanno interpretato meglio la partita, hanno interpretato meglio il metodo arbitrale e soprattutto nei momenti importanti non hanno sbagliato cose elementari come invece noi, probabilmente un po' traditi dall'emozione, abbiamo fatto. Peccato, perché comunque negli ultimi 3-4 mesi abbiamo offerto una buona pallacanestro, fatta di intensità senza mollare mai. Oggi abbiamo vestito l'abito più brutto nella giornata più bella. Questo è il più grande dispiacere. Credo che non cancelli, almeno nella mia testa, il percorso positivo che abbiamo fatto. Dispiace davvero, perché era una partita alla portata, anche se confermo che Fidenza si è comportata decisamente meglio di noi. Fino a metà stagione era impensabile ritrovarsi qua, eppure ci siamo, abbiamo lottato fino alla fine, quindi può essere questo un punto di ripartenza, come hai detto tu, per gli ultimi 3 mesi. Sì, però le stagioni nascono a settembre e finiscono a volte a aprile, a volte a maggio, a volte a giugno, quindi poi tutto quello che succede durante l'estate un po' azzerra alcune cose. L'augurio, l'auspicio è che si riesca a ripartire, soprattutto i giocatori, da queste delusioni, che siano benzina che sia esperienza, che sia benzina per fare meglio in appuntamenti di questa importanza. Posso chiederti qualcosa del tuo futuro? Sai già se resterai? Io credo che, come tutti gli anni, bisogna mettersi intorno al tavolino, fare ognuno le proprie considerazioni, indipendentemente da contratti, non contratti, e desiderio di continuare o meno. Quindi questo lo guarderemo ora, credo nei prossimi giorni, perché purtroppo si sperava di farlo parecchio più in là. Ecco, ora è il momento, secondo me, di capire, parlo per me, come mai questa partita non siamo riusciti a giocarla al nostro meglio, considerando anche comunque il valore dell'avversario, e poi tutto il resto arriverà quando mi sono lavato la delusione della sconfitta di dosso. Riguardando questa partita, qual è il rammarico più grande? Ma non essere riusciti a imporsi fisicamente contro una squadra che ha una struttura importante, che ci ha sempre messo in difficoltà in questa stagione, perché è vero che 3 settimane fa abbiamo vinto in maniera piuttosto netta, però non c'era lo straniero, che oggi è stato un fattore soprattutto dentro l'area. Fisicamente l'abbiamo sofferto molto. Questo è un campionato dove la fisicità la fa da padrona, la forza fisica, soprattutto alla luce anche di quello che è permesso o non permesso nel campo, può dare dei grossi vantaggi. Il rammarico è non essere riusciti a trovare delle alternative, se non per dei brani di partita, ma senza riuscire a dare la continuità necessaria, soprattutto in difesa, e lo testimoniano più di 90 punti subiti. Loro hanno anche una percentuale molto alta nei tiri, fino al terzo quarto era percentuale altissima, forse è mancato anche un po' questo alla squadra. Come dico sempre, a volte anche aver fortuna. Noi ci siamo sbloccati dall'arco negli ultimi 2 minuti, abbiamo messo più canestri a 3 punti che in tutto il resto della partita, e questo indubbiamente non è soltanto merito di Fidenza, abbiamo anche noi delle responsabilità sia nella qualità delle esecuzioni, ma anche perché probabilmente non eravamo nelle condizioni emotive corrette per prendersi quel tipo di tiri. Il grande beach volley torna in Piazza Duomo a Messina, ospiterà anche le qualificazioni europee. I colleghi di Messina. Il beach volley internazionale torna protagonista a Messina e quest'anno raddoppia. Dal 17 al 22 giugno Piazza Duomo si trasformerà nuovamente in un'arena sportiva all'aperto.
accogliendo per la terza volta consecutiva il World Beach Pro Tour, ma con una novità importante. A precedere il torneo mondiale ci saranno le qualificazioni europee, previste per il 17 e 18 giugno. La tappa principale si terrà invece dal 19 al 22, con 56 coppie, 28 maschili e 28 femminili, in arrivo da 22 paesi. L'evento, ormai appuntamento fisso nel calendario sportivo cittadino, promette spettacolo non solo sul campo. Le partite si giocheranno anche in notturna e saranno accompagnate da eventi collaterali, tra cui DJs e musica dal vivo. Piazza Duomo sarà animata dal 6 giugno per i preparativi, fino al 26 per lo smontaggio. L'assessore allo sport Massimo Finocchiaro, intervenuto in 5ª commissione consiliare, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la città, con partite serali, musica e una grande sorpresa ancora da svelare. Abbiamo coinvolto tutte le partecipate, dai vigili del fuoco ad ATM, Amam e Messina Servizi, per garantire logistica, sicurezza e accoglienza. L'ATM fornirà circa 200 abbonamenti temporanei per atleti e staff, mentre Amam garantirà la fornitura idrica. Il dirigente della Team Volley, Armando Maggiari, partner organizzativo dell'evento, ha ribadito la centralità di Piazza Duomo. È stata definita una delle location più belle d'Europa per eventi di beach volley. Avremo 4 campi di sabbia speciale, una tribuna centrale e il village. Saremo presenti con oltre 100 persone per l'organizzazione. Oltre allo spettacolo sportivo, anche la promozione del territorio avrà un ruolo chiave. L'evento sarà trasmesso in streaming a livello internazionale. Lo scorso anno, ha ricordato Maggiari, la nazionale giapponese ha deciso di prolungare il soggiorno a Messina, un segno tangibile dell'attrattività della città. Gli eventi serali inizieranno dopo le partite, intorno alle 22, per coinvolgere anche atleti e visitatori. Il tutto sotto le consuete regole di sicurezza e ordine pubblico. Il comune parteciperà con un contributo di 50.000 euro, ma Finocchiaro chiarisce, non basta pagare. Servono garanzie organizzative e logistiche che noi, anche quest'anno, siamo riusciti a offrire. E questo è tutto per l'edizione oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre. Per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.